Una notizia bomba è arrivata alle orecchie dei tifosi del Napoli questa sera, e preparatevi. Perché quello che stiamo per rivelare farà emozionare tutti coloro che amano il nostro club. Come sempre, siamo qui per portarvi gli aggiornamenti più scottanti e rilevanti sul Napoli. Per tenervi aggiornati su tutto ciò che accade dietro le quinte. Prima di tuffarci in queste fantastiche informazioni, cogliete l'occasione per lasciare il vostro like e iscrivervi al canale. In questo modo, sarete sicuri di non perdere nessuna notizia sulla nostra squadra. Ora passiamo agli affari. Qualcosa di enorme si sta articolando nei corridoi del Napoli. Una mossa impressionante che promette di trasformare il futuro del club e di accendere ancora di più la passione dei nostri tifosi. Cosa c'è in serbo? Restate con noi, perché questo è solo l'inizio di una vera e propria svolta. Secondo gli ultimi movimenti di mercato, il Torino starebbe pensando a Giovanni Simeone come sostituto di Duvan Zapata, fuori per infortunio. Secondo quanto riportato da @tuttosport il consiglio di amministrazione del Torino sta cercando una soluzione per sostituire il suo attaccante titolare e l'argentino del Napoli, che al momento ha avuto poche opportunità a causa della presenza di Romelu Lukaku. Sembra essere la prima scelta. Simeone ha già dimostrato il suo valore in Serie A, soprattutto ai tempi del Verona, dove ha segnato 17 gol nella stagione 2021-2022 sotto la guida di Igor Tudor. I rapporti tra i presidenti Urbano Cairo del Torino e Aurelio De Laurentiis del Napoli sono buoni, facilitati dal precedente affare del difensore Alessandro Buongiorno. Tuttavia, il Napoli valuta Simeone 15 milioni di euro, una cifra considerata alta per il Torino. Ciononostante, c'è la possibilità di un prestito a gennaio, con clausola di riscatto obbligatorio a fine stagione, a seconda di alcune condizioni. Oltre a Simeone, per l'attacco del Torino si fanno altri nomi come Andrea Pinamonti, Balotelli e Choupo-Moting. Ora, tifosi, vogliamo sapere cosa ne pensate. Pensate che sarebbe una buona idea per il Napoli lasciare andare Giovanni Simeone al Torino? Con l'arrivo di Lukaku, l'argentino ha ancora spazio in squadra o sarebbe meglio scambiarlo? E il prezzo richiesto dal Napoli è di 15 milioni di euro. Lasciate i vostri commenti e partecipate alla discussione sul futuro del nostro attacco.